In Veneto ci sono più di 200 strutture e 30.000 ospiti accolti, senza naturalmente considerare gli operatori sociosanitari e il personale medico. Sono in una fase di assoluta emergenza sia da un punto di vista economico per le spese aggiuntive che sono gravate sulle risorse degli enti, a partire da continue sanificazioni e soprattutto dalla turnazione difficilissima del personale, che non vuole rischiare la vita senza avere presidi medici adeguati e un sistema di monitoraggio attraverso tamponi progressivi del personale e dei degenti. Questo il gruppo consigliare del Veneto del Partito Democratico chiede con forza, che venga creato un fondo ad hoc da parte della Regione e una task force che individui personale sociosanitario che possa dare ad integrare le esigenze delle strutture stesse. Lo si faccia subito e fin da domani, con un'indagine adeguata che individui casa per casa eventuali casi Covid, cercando di circoscriverli per non fare in modo che l'emergenza diventi di tutta la popolazione.